Da quando c'è la rotonda, qui non si vive più. Sono oltre una trentina i dipendenti della Cassa di risparmio del Veneto di Viale del Lavoro che oggi intorno alle 13:30 si sono dati appuntamento fuori dalla loro filiale, che si trova all'angolo tra Viale del Lavoro e Viale dell'Industria, per chiedere un cambio di ubicazione. Proprio qui di fronte, in vista dell'apertura del nuovo centro commerciale Esselunga, era sorta una rotonda che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il lungo viale è al centro della polemica da tempo, infatti, per la viabilità rallentata e le congestioni che si creano in particolar modo nei giorni di fiera. L'ubicazione della struttura, che è diventata pericolosa a seguito di questa creazione di centri commerciali, e la creazione di questa rotonda che anomala di per sé stessa, che crea difficoltà specialmente ai tir che provengono dall'autostrada, e questo crea insicurezza a chi lavora e dopo smog, sempre più smog, perché i tir spesso arrivano alla rotonda, si fermano e per ripartire capisce anche lei, butta fuori scarichi per 60 auto. La banca in passato non era rimasta immobile di fronte alle richieste dei dipendenti, svolgendo indagini e sistemando le aperture delle porte, ma i dipendenti chiedono di essere trasferiti in un posto più sicuro. Chiediamo soltanto alla banca, qui è stata fatta questo sit-in, perché ci cambi di ubicazione di posto.